fatto 10-15, poi la seconda partita non mi ricordo e poi abbiamo mangiato cioccolatini, siamo andati poi dopo in TV e l'importante è partecipare e giocare con gli amici. Questa è la pallavolo, la vera pallavolo, la pallavolo dei piccoli e anche dei grandi che devono aiutare i piccoli a crescere. Siamo nel Palaturismo di Jesolo, il posto più grande, più spazioso e più abile per giocare a mini volley, e diamo il benvenuto a tutte le società che sono venute a partecipare a questo torneo. Il secondo anno consecutivo qui al Palazzo del Turismo, un bellissimo palazzo che si presta a un evento del genere. Direi che le oltre 55 squadre che partecipano oggi danno un bellissimo scenario al mondo della pallavolo. Coinvolgiamo tutti i genitori un pomeriggio insieme per fare mini volley e per fare soprattutto gli auguri di un buon Natale e di un felice anno nuovo. In contemporanea abbiamo approfittato per far venire su qui a Jesolo la rappresentativa femminile che poi si unirà al gruppo dei mini pallavolisti, quindi sicuramente una festa della pallavolo per l'ennesima volta. Ed oltre all'attività della selezione femminile, quest'anno il Torneo della Stella, tradizionale appuntamento prenatalizio dedicato ai più piccoli, ha ospitato anche una giornata di formazione per allenatori. Da una parte abbiamo avuto il dottor Alfio Chechin, psicologo, che ha avuto modo di lavorare con i vari tecnici che erano presenti per fargli capire quali sono le metodiche, l'approccio nei confronti dei ragazzini e delle ragazzine, e poi Luca Traversi invece che ha fatto una dimostrazione delle attività pratiche da fare per l'attività mini volley. Il movimento del micro e del mini volley è in salute, grazie all'impegno degli istruttori e dei genitori e alla collaborazione con le scuole. I numeri sono costantemente in crescita negli ultimi anni, questo grazie all'attività, un buon rapporto con la scuola, questo grazie anche alla Federazione Nazionale che ha fornito kit e ha avviato tutta una serie di manifestazioni e di eventi e di movimento che ha portato dei buoni risultati. Un buon lavoro con gli insegnanti, con le maestre ci sta dando risultati come numeri di praticanti della pallavolo. Il rapporto con i genitori è molto delicato, va costruito negli anni, si parte dal cercare di far capire le regole di un gruppo, le regole della pallavolo, perché non tutti vengono da questo sport, da questo mondo, e non è facile. A volte bisogna andare avanti a parlare con loro, può essere anche parlare da scuola, questo secondo me sì. Questo può aprire un po' il rapporto anche con i genitori. Il mio sostegno va soprattutto ai genitori, perché come mamma so quanto importante sia e l'impegno è abbastanza pesante per poter promuovere le iniziative sportive dei propri figli. Venezia vuole recitare una parte da protagonista in Veneto, grazie alla propria qualità e ad una grande passione. Siamo dei passionati della pallavolo, vogliamo far sì che la pallavolo cresca in maniera omogenea in tutto il Veneto, cresca di più anche nelle piccole province, in modo tale da poter dire che il Veneto è una grande regione fatta da grandi province. I say